Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su RC Radio. Cari amici, care amiche, eccoci qui come ogni sabato, 30 minuti con Bruno Zanette. Dopo il pane vin siamo di nuovo insieme. E allora abbiamo ospiti straordinari oggi qui in studio. L'Alberta Belusi, che ormai è naturalmente fa parte naturale del nostro studio. Ciao Alberta, come stai? Bene. Grazie. Alberta Belusi è scrittrice, è giornalista, è collaboratrice del Quindicinale. No, di Oggi Treviso. Oggi Treviso, che è è un'emanazione del Quindicinale, giusto? È qui con noi perché ha dei dati importanti da darci dopo i panelli. Facciamo delle riflessioni sull'ambiente come al solito, dai. Certo. E poi l'altra persona ospite straordinario è Claudio Rorato. Ciao Claudio. Ciao. Ci diamo del tu? Certo, sì. certo. Sì. Anche perché io mi sono ricordato di averlo visto già in TV, perciò per noi è un onore averlo qui con noi come storico. È uno storico e ci verrà a parlare ci presenterà un libro intanto, che è un libro realizzato con la collaborazione di Renzo Toffoli, certo. E parla della pinza, di una caratteristica, di un dolce caratteristico delle nostre zone che deriva dal periodo del panevin, insomma deriva da una tradizione che è una delle tradizioni che bisogna mantenere. Però vorrei sentire, comunque vi accorgerete che Claudio è una persona simpaticissima, perché ho avuto modo di passare 10 minuti prima di entrare in onda con lui e è veramente una persona straordinaria. Vi ricordo che se volete vedere, non soltanto sentire, ma vedere le nostre immagini, 30 minuti con Bruno Zanette va in onda in Veneto Globe. Basta digitare sulla vostra tastiera, computer, tablet, cellulare, televisore, quello che avete a disposizione, Veneto Globe, e vedete direttamente 30 minuti con Bruno Zanette. Perciò, oltre che a sentirlo in Radio Conegliano, potete anche vederci, potete vedere la simpatia di Claudio e potete vedere la bellezza di Alberta. Alberta, straordinario averti qui in poco tempo ancora, 2 volte in pochissimo tempo. Abbiamo parlato l'ultima volta della conferenza di Parigi. Certo. Vai. E del clima. Questa volta parliamo del panevin e degli effetti che può aver avuto sul clima. Ecco, io sono un po' critico lì, appunto. Ecco. Sì, dai. Allora, sicuramente c'è stata una notevole diatriba se il panevin avrebbe influenzato tanto queste polveri sottili o no. In realtà alla fine vince sempre un po' il buonsenso, come certo. abbiamo detto, no? I panevin sono stati fatti, il giorno dopo in alcuni posti sembra che il PM10 tipo nella capannina di Mansuè abbia raggiunto apici enormi che però poi verso sera si sono anche dissolti. Sì, ma secondo te dipendevano dai falò? Beh, sicuramente il giorno dopo i falò, i PM10 aumentano, vabbè. Però dico, i PM10 di questi ultimi mesi non dipendono sicuramente dal falò e quindi probabilmente le polemiche che sono state fatte, io non entro in merito, tu sai che non mi sbilancio mai se ambientalisti o non ambientalisti, io sto nel buon senso e nel rispetto dell'ambiente. Tu sei pacata vabbè, di fondo credo che la tradizione vada mantenuta con il buon... Ma tradizione perché tradizione? Ma perché una volta i panevin venivano fatti per smaltire le potature, per smaltire le ramaglie. Per aveva smaltire... anche un po' un senso molto più anche forse mistico. Sì, ma io dico anche per fare questo, aveva uno scopo. Il problema è stato, come tutto, che ne abbiamo parlato anche l'altra volta, che
all'apice di tutto, poi dentro i panevin veniva buttato qualsiasi cosa, e questo è sbagliato. Negli anni 80, sì, veniva buttato i copertoni, veniva portati i resti di mobili, nylon, plastica, insomma, quello non va fatto. No, beh, I panevin vanno fatti con i tralci. Però poi sentiremo anche lo storico, perché darà anche la sua opinione su quello che stiamo dibattendo, e poi ci parlerà naturalmente del suo libro. Però io ho osservato, guardavo la televisione, lo stato di guerra che c'è in certi paesi che conosciamo, e mi è bastato vedere non lo so, un camino fumante con il gas che veniva fuori bruciato. Sì. Io penso che un giorno di quello faccia come un anno di panevin consecutivi. Certamente, infatti dico, il buon senso alla fine deve regnare, però che i panevin portino a un picco è inevitabile, certo. Che i dati di questi ultimi mesi siano legati ad altro. E poi c'è stata anche un po' di fortuna, nel senso che nei giorni che ci avvicinavamo al panevin, insomma, il buon Dio ha visto bene di fare un po' di pioggia, per cui ha fatto, è vero, un po' di umidità, per cui magari i dati sono stati anche più calmi rispetto a quello che poteva essere, certo. I picchi più esagerati. Certo. Claudio, prima di passarti la parola, io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che questa trasmissione va in onda grazie a uno sponsor importante, oltretutto un amico, che è Alberto di Cadelpoggio. Cadelpoggio, dove il prosecco incontra il mare. Senti che fantastico slogan, no? Tu sei stato ancora a Cadelpoggio, in quel di San Pietro di Feleto, che io dico in quel di Conegliano, perché lo sento, sì, è sul territorio di San Pietro di Feleto, però è un imprenditore del coneglianese, è un imprenditore straordinario che ha saputo fare di un periodo di crisi il successo della sua azienda, e così è io li voglio bene proprio per questo motivo, perché sono un imprenditore, so cosa hanno sofferto gli imprenditori, quante aziende hanno chiuso, quante aziende sono andate in crisi, e ti posso garantire che su 10.000 aziende che chiudono e 5.000 riaprono, siamo al 50% in meno delle aziende che riaprono, primo, e perciò questo è come si può dire, un dato molto rilevante. Ma il bello è che quelle 5.000 aziende che aprono sono dei kamikaze, perché entrano in un periodo, certo, talmente critico nel mercato, senza conoscenza, perché quello che ha rovinato il sistema impresa è stata la liberalizzazione e l'improvvisazione. E adesso parlami naturalmente, dimmi la tua sui panevin, quello che abbiamo parlato fino adesso, e poi passiamo alla pinza, certo, perché e come nasce l'idea del libro. Ma innanzitutto c'è da dire che se parliamo di una tradizione che veramente appartiene al popolo veneto, sicuramente è quella del panevin. Un'usanza pre-romana di fortissima valenza proprio sacra, religiosa, prima legata al culto del sole, poi invece trasformata dalla Chiesa in un rito cristiano, che la Chiesa in qualche modo ha dovuto lasciare ai laici, perché sacerdoti del panevin, artefici del panevin erano proprio i contadini, e quindi una cosa che in un certo senso sì cristianizzata, però anche sfuggita di mano alla Chiesa. Quindi un rito antichissimo che oggi purtroppo ha perso il significato che aveva fino a una 60 d'anni fa. Oggi è diventata una festa che comunque riunisce tante persone, è una festa bella, piacevole, ma che non ha più la sua valenza legata a un mondo che non esiste più, che era il mondo appunto dei contadini. Strettamente connesso al panevin dobbiamo considerare la storia della pinza, che anch'essa è un dolce di origini primitive. Ecco, ti interrompo un attimo, perché quando mi ha parlato l'Alberta del libro, della presentazione una settimana fa circa, no? Che mi ha invitato anche alla presentazione, sì, del tuo libro, il libro poi, se la regia riesce
a inquadrarlo, lo facciamo vedere, e proprio il titolo del libro è La pinza. E ho detto, ma la pinza, chissà cosa vorrà raccontare della pinza. Poi ci ho pensato su, ho detto, ma penso che un dolce tradizionale particolare come la pinza meriti anche raccontarlo e in maniera approfondita. E così quando mi ha detto, ma Claudio Rorato, guarda, portiamolo in 30 minuti con Bruno Zanetti, vieni anche te, così gli facciamo raccontare a lui come è nata l'idea e quali caratteristiche ha il suo libro. Naturalmente quella di portare a conoscenza dei giovani che altrimenti stanno lì con il loro cellulare davanti al computer a giocare, ma invece imparassero qualcosa di buono, no? Allora c'è da dire che è stata un po' una sorpresa anche per me, sebbene pratichi il mondo della storia, sia una passione che ho. L'idea iniziale era quella di fare un pieghevole da regalare in occasione del Panevin, dove si dicesse qualcosa di questa pinza che tutti conoscono ma della quale nessuno sa l'origine, sapeva perlomeno. Mi sono accinto a fare delle ricerche eccetera e mi sono reso conto che c'era una montagna di materiale e che l'origine appunto della pinza è antica quanto il mondo. Innanzitutto si tratta di un dolce rituale, quindi di un dolce sacro, e noi lo vediamo legato al Panevin, pane e vino. Il vino che era perlomeno anche quello un tempo un alimento, considerato oggi è più un bene di consumo di lusso, ma un tempo era proprio un alimento, e il pane, gli stessi, poi lo stesso pane, lo stesso vino che ritroviamo nella messa. In questo caso, per nobilitare ancora di più, per rendere ancora più prezioso, più ricco il pane, lo si addolciva, lo si arricchiva con tutto quello che si poteva recuperare di prezioso, come poteva essere il sapore dolce un tempo che era assolutamente raro. Lo zucchero non c'era, ci si doveva accontentare di frutta, di mosti concentrati, di altri materiali dolci, ma non certo dolci quanto lo zucchero o quanto il miele, che era preziosissimo, quindi riservato a pochi. Allora non era a proposito, prepara qualche domanda anche tu, perché sei qui, mi devi aiutare a... Poi ti racconto una cosa della pinza, della mia pinza. Va bene, ma allora non era un dolce da poveri, era un dolce quasi da ricchi, se tu mi dici che veniva contornato da preziosi certo, la pinza segna proprio, è l'elemento che segna un confine fra classi sociali. La pinza nasce come un pane dolce, quindi farina di frumento, uvetta, fichi, miele, mosto, eccetera. Per chi poteva permettersi la farina di frumento, e non erano molti, perché il frumento si vendeva per far cassa. I poveri questo pane dolce lo facevano però utilizzando farine di altre granaglie come il sorgo, il miglio, la spelta, che erano dei semi poveri che crescevano molto più facilmente del frumento e quindi erano a disposizione. In particolare per quanto riguarda i veneti, il sorgo, che è stato un alimento diffusissimo fino alla diffusione della polenta, del mais, che è avvenuto però molto tardi, contrariamente a quello che noi pensiamo, solo agli inizi del 1700, fine del 600-1700. Prima abbiamo mangiato tanta polenta, ma era polenta di sorgo, polenta di orzo, polenta di mais, di segala, non era polenta. Allora era povera come Allora era nutrizione? Povera perché la pinza, allora a un certo punto nell'albero genealogico troviamo che la pinza si separa. Una sorella diventa il panettone, che è un impasto di farina, uova, uvette. La sorella povera diventa la pinza, dove troviamo sempre accompagnata alla farina di frumento poca altre farine. Oggi noi conosciamo la farina di mais e quindi la facciamo con farina da frumento e farina di mais. Un tempo si faceva con farina da frumento, poca sempre, e farina appunto, come dicevo, di altre granaglie, di sorgo principalmente. Ed era necessariamente povera, tanto
più povera era la massaia che la preparava, tanto più povera era la pinza, quindi a volte diventava una polentina con qualche granellino di raboso seccato, appassito, qualche tocchettino di fighetto, ma non di più. Il fico, bravo. Sì, il fico c'era perché si preparava. Quindi non c'è una ricetta madre? No, assolutamente. Dire pinza vuol dire solo un nome che poi identifica una varietà infinita di possibilità, di varianti che sono date proprio dalla natura di questo dolce non lievitato, comunque poco lievitato, e dentro al quale si può mettere di tutto. Qua dentro ci sono tante ricette. Che poi ognuna è anche molto gelosa della propria ricetta, dice, perché io ho la pinza di uno, la pinza dell'altro. E tu hai fatto una tua ricetta allora? Ma io dicevo anche a Claudio che mia nonna, la mamma di mia mamma, che era un personaggio Zia Maria molto particolare, io facevo sempre la pinza con lei e ogni anno la mamma mi dice fai la pinza, ma la faccio io perché la facevo sempre con lei, e quando rifaccio la pinza mi sembra di averla tra i fornelli che mi dice passa la zucca, non sta... Infatti questo aspetto che lui dice, questo aspetto rituale, io lo sento molto ogni anno che la faccio, è una cosa che mia mamma mi dice assolutamente, il giorno prima di Panevin tu devi fare la pinza, qualsiasi cosa accada la pinza va fatta. Il prossimo anno sono là. Sì, poi nel giro di 2 giorni sparisce, però la pinza va fatta. Però io avverto in un certo senso la sua presenza. È una cosa che ho scoperto anch'io, tante persone, quando io ho cominciato a ricercare le ricette, ce ne sono 80 qua, però ho dovuto fare una selezione, sarebbero state 300 volendo. Certo. E tutti mi dicevano, quando faccio la pinza mi ricordo di mia mamma, mi ricordo di mia nonna, mi ricordo della zia, quindi è un momento fatto anche di emozione proprio, è un momento in cui si riportano in vita figure care. Senti una cosa, a pagina 75 del tuo libro, innanzitutto è un libro che costa pochissimo, perché è in vendita a 14 euro, dove si trova? Allora, il libro si trova alla libreria Canova qua di Conegliano, alla libreria Canova di Treviso e alla libreria Opitergina di Oderzo. Sono 3 punti vendita, ma insomma... Io dico che vale la pena, perché con 14 euro si mangia una pizza, non una pinza. Esatto. E poi anche, insomma... È molto bello, io gli ho dato un'occhiata così veloce, ma ti giuro che poi te lo compro perché... mi piace leggere le cose che riguardano le tradizioni nostre venete. Io amo il Veneto, amo la nostra cultura, le nostre tradizioni, i nostri valori, perché è importante parlare di valori. A un certo punto, a pagina 75, non so se vado avanti ti precorro un po' il tuo racconto, tu hai dato un ordine alle ricette, raggruppandole in modo soggettivo, dici, e certamente discutibile. In primis la pinza, poi la petacarnica. Cos'è? Un tipo di pinza che è fatta è la stessa identica cosa. C'è un dato molto interessante che pochi conoscono, che la cucina regionale è nata molto tardi, sul finire del 1400. Prima in tutta Italia, in tutta Europa, a prescindere da alcune peculiarità date dai prodotti locali, si mangiava allo stesso modo. Si mangiavano le stesse preparazioni, si condiva allo stesso modo, perché c'era un retaggio legato alle 2 grandi cucine, la cucina greca e la cucina romana. Ecco perché la petacarnica, che derivava direttamente dalla Grecia. Sì, sono sempre pinze. L'etimo anche in questo caso è simile perché pinza e pitta e pizza e peta sono la stessa cosa. Sta a significare schiacciato. E nei paesi balcanici si usa ancora tantissimo la pitta, per esempio, che è una preparazione lo stesso molto bassa e che nasceva dal bisogno di avere una massa ridotta per cuocere più velocemente, perché si cuoceva sulle pietre roventi, no? Allora tu dici, poi andiamo avanti perché ci sono altre cose curiose, tu dici che se noi andiamo da Alberto di Cadelpoggio, no?
dove il Prosecco incontra il mare e portiamo su la pinza dell'Alberta. Facciamo una bella festa, guarda che lui ci accetta, sai. Tu preparala anche in questi giorni, prepara la pinza, andiamo su, andiamo a mangiare un risottino di quei favolosi fatti. Guarda che anche Claudio è un bravissimo cuoco. Certo, ma andiamo... E allora facciamo due pinze. Noi facciamo due pinze, noi andiamo a gustare il risotto ai frutti di mare o le linguine ai frutti di mare che a me piacciono moltissimo, che poi in cucina c'è Marco, c'è il fratello di Alberto che è straordinario, un cuoco appassionato e mantiene la cucina come un gioiello, e questo è molto bello perché nei locali la prima cosa è vedere la cucina. Io difatti quando vado lì entro in cucina, saluto i ragazzi della cucina e vedo un lindore, una cosa straordinaria, tenuta in maniera eccezionale, e allora capisco perché a Ca' Poggio ci vanno molte persone e molte persone anche importanti, e ci andiamo anche noi perché siamo importanti. Io divento importante andando su con te. C'è un fatto che mi incuriosisce molto, sono stato diverse volte, devo dire con grande soddisfazione, ma hanno quelle meravigliose conchiglie gigantesche, fuori, che erano quelle che un tempo nelle chiese si usavano per fare le acque santiere. Io sono innamorato, non so dove le abbiano trovate. È geloso di questo. Ogni volta mi fermo e le contemplo perché sono bellissime, proprio belle, sì. Comunque sarà felice che ti ho portato qui e che parliamo di lui con te qui al mio fianco. Andiamo alla Smargiassa o Migliacco. O Migliaccio. Migliaccio. Ecco, sono tutte denominazioni più tarde che denunciano la farina con la quale erano preparate. Per esempio la Smegiassa o il Migliaccio. La Smegiassa, sì, bisogna anche saper leggere. Erano fatte con farina di miglio. Mentre... C'è la regia che mi dice ancora 80 minuti, tu puoi stare? Sì, no, 80 minuti no, tra poco bisogna proprio che dobbiamo stare 5 minuti ancora. E c'è anche una variante vicentina che si chiama la Putana. A proposito, volevo arrivarci, io dico, ma questa qua, chi è che se la porta a casa? Allora, i vicentini, che sono dei sagaci, mordaci tremendi, verso i primi del Novecento hanno dato questo nome alla pinza. Prima la chiamavano pinza anche loro, perché la pinza è un dolce che accoglie tutto, no? Come la professionista dalla quale prende il nome. Ma siccome loro erano dei basabanchi, per usare il termine specifico, quando si è trattato di scrivere della pinza, uno scrittore famoso di gastronomia ha detto, perché non sapeva come giustificare questo nome, che la putana era il dolce dei putti. Wow. Questa mette a posto anche il clero, no? Vero? Sì. Allora, con questa l'hanno giustificato. In realtà è perché è un dolce che si presta a mille inclusioni. E poi ci sono le pinze salate, le pinze di altre regioni, voi le avete raggruppate queste, perché come dicevi te prima è una tradizione che non è solo nostra, ma è anche di altre regioni. Da noi si identifica fortemente la tradizione del pane. Parlami un attimo di Renzo Toffoli, perché visto che qui tu sei presente, ti possono vedere, ti possono sentire, e io mi rivolgo adesso ai miei amici ascoltatori e ascoltatrici. Voi, chi lo sente solo in radio, sente dalla voce che è un personaggio straordinario. Chi lo vede, vede che è di una simpatia veramente unica, e è bello averlo qui in studio con me e portarvelo a voi. Ecco perché Bruno Zanetti, con 30 minuti con Bruno Zanetti, vi porta sempre delle peculiarità, dei straordinari personaggi. Parlami un po' di Renzo Toffoli. Allora, Renzo Toffoli, un carissimo amico, una persona della quale ho una stima straordinaria, tipo abbastanza matto come me. Che è il coautore. E che è il coautore, Renzo Toffoli. Io gli dico sempre che lui è la reincarnazione di un monaco domenicano. Se uno va a Treviso alla chiesa San Nicolò lo vede, raffigura gli occhialetti così, perché è un grande storico, molto esperto di canto gregoriano, laureato in canto gregoriano e in liturgia, quindi espertissimo di
tutto quello che riguarda la tradizione della Chiesa, e un grandissimo esperto, credo uno fra i più grandi viventi di Prima Guerra Mondiale, di guerre in assoluto, ma di Prima Guerra Mondiale. E allora a questo punto mi devi promettere, Alberta, lo portiamo. Mi raccomando, ricordaglielo, facciamo una trasmissione e parliamo del centenario. Certo. Oltretutto lui può venire qua con delle immagini strabilianti, per una collezione di 7-8 mila immagini originali, in buona parte inedite, che lui ha recuperato grazie al lavoro che faceva in precedenza. Lavorava per il Ministero della Difesa, quindi negli archivi presso i quali ha potuto operare. Moltissime vengono dall'archivio di Vienna, per esempio, e che riguardano proprio tutta la nostra zona, l'asta del Piave, quindi la battaglia che poi si è conclusa con la vittoria sull'Austria. E Renzo, che ho coinvolto imbrogliandolo, devo dire, è una persona molto seria, e quando io gli ho detto che avevo bisogno di un aiuto perché altrimenti il tempo non mi consentiva di pubblicare il libro, non gli ho detto subito che si trattava di Pinza. Gli ho detto che si trattava di una ricerca di natura storica. E quando gli ho detto Pinza no. Abbiamo finito il tempo. No, non abbiamo ancora 40 minuti. E allora ha detto no, Pinza no, Gregoriano. Era un po' perplesso, e invece poi si è appassionato e mi ha aiutato nella stesura dei testi. Tra l'altro lui è un bravissimo compositore, la composizione l'ha fatta lui del libro, sa usare sti programmi in modo magistrale, quindi è stato... Bene, allora io consiglio ancora ai nostri ascoltatori di, vediamo se la regia me lo inquadra di nuovo perché è difficile, di andare ad acquistare nelle librerie di Conegliano e di Treviso, le librerie Canova di Conegliano e di Treviso e la libreria Opitergina di Oderzo. Ecco, questa l'unicità di questo libro è proprio la correlazione con le tradizioni nostre. Volevo significare, perché questo è importante, che il ricavato del libro va ad un'associazione che si chiama Parliamone, che si occupa ha aperto degli sportelli per l'ascolto di chi vive dei grossi disagi esistenziali, e sappiamo che oggi siamo pieni soprattutto di disagio e abbiamo bisogno di operare praticamente, come dicevi prima, certo, quando parlavamo, e dare un aiuto concreto subito alla gente, non parole ma fatti. Ecco, a questo proposito io dico che a me viene il mal di stomaco quando sento, pur avendo anche noi qui a Conegliano i servizi sociali che funzionano molto bene, ma quando sento che il venerdì a mezzogiorno hanno finito di lavorare e ritornano lunedì a occuparsi di una magari criticità esistenziale, ragazzi, se fate il lavoro se fate di assistenti sociali dovete essere dei missionari e pronti ad agire, certo, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Certo. Io la vedo così. Il suicidio non aspetta orario. No, assolutamente. Suicidio... Bene, allora noi facciamo tornare le immagini di Alberto di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Io ti saluto, il tempo è finito, ti ringrazio. Grazie. Ti do appuntamento, come promesso, con il coautore del libro, certo, Renzo Toffoli, e ti ringrazio per essere intervenuto. Alberta, grazie per avermi portato uno splendido personaggio come questo di oggi. Un saluto a tutti voi e un arrivederci il sabato prossimo, 30 minuti con Bruno Zanette. Ciao. Arrivederci. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.